Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, fioi, è da un po' che non registro, scusate, ho avuto un po' di impegni. Niente, siamo qua su Magic the Gathering, o Gathering, ripeto sempre a voi la pronuncia perfetta, io sono sempre di pronuncia comendiana. E niente, questo, ma diciamo io sono appassionato di questo gioco, mi sono appassionato da un po' di tempo, diciamo che ho cominciato una decina d'anni fa, dopo ho smesso, ho ripreso da 2 anni in maniera più, diciamo, importante. Prima di continuare il video voglio salutare il mio amico Bode, che ha detto che farà un video bellissimo dove spiegherò un cazzo, grazie Bode, ti voglio bene. E dopo questo, ecco, allora io diciamo gioco soprattutto insomma, con le carte vere, però ho scoperto da poco anche la versione online dove insomma che le carte costano meno, diciamo sicuramente il gioco diciamo tra virgolette tradizionale con le carte vere è più bello, infatti cioè, sono comunque un collezionista, mi piace insomma comprare le carte, purtroppo certe costano anche un pochino, però è una passione, chi se ne frega. Però ho deciso di riportare dei mazzi che ho nella versione reale anche qua in versione online, quindi sono la stessa cosa, quindi sti mazzi che ho qua ce li ho anche nella versione tra virgolette normale. Allora oggi andiamo a vedere il mazzo, diciamo, io sono comunque mazzi insomma for fun, nel senso hanno buone carte, anche costose perché certe carte nelle versioni normali costano anche 10-20 euro, addirittura insomma, quella che costa di più ne costa 50, quindi ci ho investito un po' sto gioco. Allora, ho fatto 4 mazzi, il primo è Red Davis, che è praticamente uno sparo rosso, adesso non so se qualcuno conosce il gioco, qualcuno no, però comunque è un mazzo molto aggressivo dove cerco con istantanei di far perdere punti di vita all'avversario, e creature veloci, goblin in questo caso, più il diavolo irritante, che è praticamente una creatura che vediamo se possiamo però farlo vedere. Che comunque paghi un mana rosso per lanciarla e poi fa un bel effetto a quelle qua. Vediamo un attimo. Questo è il mazzo. Sparo rosso, diciamo, l'ho richiamato Diavoli Rossi, vabbè, perché il Cume sapete che è un po' porco. Raga, io non sono espertissimo in questo gioco, quindi spero di spiegare bene, cioè, nel senso, se sparo cazzate, volete correggermi tranquillamente. Sono comunque un giocatore for fun, come si suol dire, o for fun, che non si può dire. Allora, cominciamo a far vedere le carte. Questo per esempio il Vexing Devil, eccolo qua, praticamente costa un mana rosso ed è un 4-3. Però diciamo, l'avversario può decidere di non farmelo mettere in campo, però si becca 4 punti di vita. Ecco, ed è in per 4, chiaramente. Poi vabbè il classico shock che l'ho messo in per 2, che praticamente fai 2 danni all'avversario. Qua il fulmine fai 3 danni all'avversario e costa 1, quindi buono. Dopo ragazzi lo sto spiegando un po' così, se dopo volete, insomma, il video piace, volete capirne un po' di più, cerco di spiegare un attimino un po' più, insomma, con precisione maggiore per quanto, insomma, riesca, perché comunque, ripeto, non ho un'esperienza tale da poter insegnare agli altri. Poi qua c'è il Lava Spike, altri 3 danni a un giocatore o al Planeswalker. Guida Goblin, questa è importantissima, rapidità, sempre un mana rosso, è un 2-2, quindi una carta molto buona per l'inizio. L'unico malus che il mio avversario può guardare la prima carta del Grimorio, e se è una terra la prende in campo. Se invece non è la terra la lascia là, insomma, quindi chiaramente rivelocizzo il gioco, se è una terra rivelocizzo un po' il gioco. Ok. Poi ho messo questa qua che però è da rivedere se è sempre rapidità. 1-1, posso tapparla e fa un danno a un giocatore. Eh, Poi ho Saetta che praticamente costa 2, un mana rosso, uno incolore, faccio 3 danni a un giocatore, a un planeswalker, ho 4 danni a una creatura con volare e mi serve perché purtroppo qua non ho creature con volare che posso bloccare solo con raggiungere. Io sto parlando pensando che già qualcuno conosca questo gioco, chiaramente magari per qualcuno è arabo antico. Insomma, se ripeto, se piace posso spiegare un attimino più nel dettaglio. Poi abbiamo Warren Instigator. Eh sì, questo perché cioè, certe ce le ho solo in italiano, quindi la pronuncia inglese proprio non la so, sinceramente. Ha doppio attacco. eh, e se, come si dice, faccio danno a un giocatore, quindi praticamente lui con le sue creature non si blocca, posso mettere in campo 2 creature goblin senza pagare il costo di mana ed è una 1-1, è molto molto forte. Ok, poi abbiamo il capitano goblin che ha
dà rapidità a tutti gli altri goblin, e tutti gli altri goblin prendono più uno, ed è una 2-2 e costa 3, quindi 2 rossi, 2 montagne e un incolore. Poi abbiamo il re goblin, il re dei goblin, che praticamente tutti gli altri goblin prendono più uno e ha montagne. In pratica, se il mio avversario ha almeno una montagna non può fare niente, non può bloccarla. E poi ho Crenco, che è la creatura più costosa che ho, costa 2 mana rossi, 2 incolori, è una 3-3, ma la cosa bella è che se la tappo creo una pedina goblin 1-1 per ogni goblin che ho in campo, quindi è molto molto cazzuta. Allora, proviamo a fare un match, siamo chiaramente in modalità modern. Vediamo contro questo cosa riusciamo a fare. Ok, ho trovato qualcuno. C'è anche l'avatar di Liliana. Vediamo chi comincia. Decide lui. Ok, abbiamo 1, 2, 3, 4 terre, anche troppe per il mio mazzo. Vaccine Devil. Vabbè. Vediamo che mazzo ha sto qua. Oh, sicuramente un bianco nero. Perdere punti vita. Ammazza, oh. Questa è brutta. 2-2. Alla fine del combattimento. Questa carta, altre 2 creature attaccanti in questo combattimento. Esilia qua Keaton, chi cazzo è? E dopo ritorna in mano. Non la conosco sta carta, dovrei tradurla, però quando registro le due, la fatalità mi becco sempre il solito mio culo, becco carte che non conosco proprio mentre registro. Mi sembra un buon inizio, mi sembra. Vai, scusate raga, ma purtroppo. Vabbè, Vexing Devil, vediamo se me lo fa mettere in campo o se si becca 4 punti vita. Ricordo, ripeto, che non sono un pro a sto gioco, non sono neanche un pro in inglese, quindi faccio il possibile. No, me l'ha fatta mettere in aia, se l'ha fatta mettere in campo vuol dire che può distruggermela subito. Scommettiamo che me la distrugge. Eccolo qua, il figlio di puttana. No? Ah, la mette un tocco letale però. Vabbè, sicuramente non è piacevole comunque. Vabbè. Va bene. Allora. Qua devo farlo a questa però. Devo distruggere questa creatura che il tocco letale mi dà parecchio fastidio. Ok. Ho ancora un mana, mettiamo sto fanatico. Fanatical Firebrand. Ok. Attacchiamo col diavolo che lo vedo in campo forse per la prima volta nella storia. Non si blocca, non credo. Infatti si è preso 4 danni. Potevo attaccare anche con questa, però sì, in realtà potevo attaccare, ho fatto un errore. Perché sicuramente non parava neanche quella. Vabbè, no, un'altra, che spozzo. Sì, ma sei proprio un culattone neanche grosso. Ah, vedi, se non ha... Forse se non ha 2 creature, una deve sacrificarla. Vabbè, stiamo a vedere. Non se ne frega un cazzo. 3 e che devo dare rapidità. Mettiamo quella foil, adesso dà rapidità a tutti i goblin, cioè a lui perché questo non è goblin. Questa è una buona cosa. Quindi adesso questa è una 2-2 perché questo gli dà +1/+1 e ho già vinto. Ciao amore. Facciamone un'altra, dai. Aspetta, mi scuso se c'è qualche esperto nel mio canale, se magari non sono un fenomeno, o se questo è un buon mazzo, secondo me, ripeto, ce l'ho anche cartaceo. No, Yumi, questo l'ho già incontrato. Me lo ricordo questo. Questo è anche forte, forse. Vai, vediamo cosa combiniamo. Mettiamo la terra e mettiamo subito una guida goblin. Tanto per gradire. Vabbè, non l'abbiamo vinta, avevo concesso, cioè capito che non c'è la storia, ma... Bene, ho già vinto anche questo, cioè la gente ha proprio un po'... ha paura, sto registrando, possiamo fare una partita fatta bene, grazie. Sable, Sparta. Ok. Cominciamo subito perché conviene sempre cominciare subito, soprattutto se è uno sparo. No, fioi.
Vabbè, la rischio solo perché ho 2 guide goblin. Vabbè, rischiamola, però una terra è veramente rischiosa. Vabbè, in caso comunque avevamo vinte 2, quindi siamo tranquilli. Ok, a rapidità. Adesso però vediamo il vantaggio. Speriamo non sia una terra. Adesso lui può rivelare la prima carta. Se è una terra la mette in... Arca miseria. Ha una terra, quindi la può mettere in mano. Adesso pescando deve andare a 9 carte, forse deve scartare. Infatti a 9 carte da scartare. Vabbè, mette un'isola. Io il blu lo soffro molto. Ok. Ora può sacrificare sto stronzo e può neutralizzare un istantaneo o una stregoneria. A meno che non pago uno. Va bene, grazie. Molto simpatica, io neutralizzo li odio. Ok, mi è arrivata la terra, questo è un gran colpo di culo. Mettiamo un'altra guida. Se me la neutralizza posso pagarlo. Adesso gli do un vantaggio comunque non da poco, può rivelare 2 carte. Però me ne devo fregare purtroppo, nel senso, cazzo, un'altra terra che mette in campo. E un'altra terra, sei un culattone però, eh. Però, dai, qualche danno l'abbiamo fatto. È già a 14. Non male, fratello. Solo che adesso 10 carte in mano, speriamo possa scartare. Ok, gli altri titoli prendono più uno e si passa isole. Quindi non ho isole, quindi sono tranquillo. Però questo è già un 2-2, eh. Questo non attacca. Ho bisogno di un'altra terra, sarei più tranquillo con un'altra terra, grazie. Non attacca, non capisco il perché. Un'altra terra è arrivata, perfetto. Però i danni io li rifaccio a questi, sinceramente. Voglio togliermela dalle balle questa. Mi dà proprio fastidio. Se no non posso attaccare con i miei goblin. Puoi morire? Grazie. Molto gentile. E... Questa costa 3, allora Lady Goblin costa 3, la granata che praticamente sacrifico, forse non l'ho citata questa, sacrifico un Goblin e faccio 5 danni all'avversario, però adesso non mi conviene, dopo c'ho Krenko che costa 4. Niente, non casto niente, combatto e basta. Beh, ancora terre, ma sei veramente una roba impressionante, la sfortuna veramente incredibile. Solo isole, gli sto veramente rafforzando la mano, cioè veramente ha pescato 2 volte ogni turno. Molto bene. L'unica cosa positiva è che ha 10. Se trovo 2 granate ho vinto, se lui non recupera punti di vita. (10 a 20, sappiamo cosa ci propone il porco. Che deve rilevarmi un tritone. E pesca una carta. Quando entra in campo pesca una carta. Bella. Questo è il mono blu. No, no, questo è un verde blu in realtà. Mi attacca? Attaccami. Non mi attacca il porco. Ok, allora ragionamos. Potrei fare così. Mettiamo il re. Così dà +1/+1 alle guide e soprattutto a passamontagne, che è molto utile lui che è isola. Veramente utilissimo. Adesso se non para va a 4, vediamo. Vabbè, chiaramente te, madonna, veramente c'è... una no, per fortuna.
Non doveva bloccare, chiaro. Me ne distrugge una. Attenzione. Io qua non posso sacrificare, no. No, ma non ho terre. Quella è una stregoneria, cazzo dico. No, la salva. La salva? Ne salva una forse. No, tutte e due le ha salvate. Come cazzo ha fatto? No, perché mi ha dato almeno 4. Porca miseria. È a 7, questa non ci voleva proprio. Bella mossa, fratello. Alla fine lui non ne ha persa neanche una, io ho perso la mia guida. Però a 7 ancora. Ok. Vabbè. Ok, quando entra il solito pesco 2 carte, il classico blu. Vediamo se mi attacca. Sì, si lascio attaccare sinceramente. Attacchi o non attacchi? Lui ha ancora 8 carte in mano per colpa, cioè per colpa, per fortuna sua, che con la guida Goblin. Dammi una granata. Cosa facciamo? Metto un altro re. Ah, può neutralizzarmela però. Questo me la neutralizza sicuro. Ai, sto Sable Spartan mi sta rompendo le scatole. Eccolo qua, bravo. Che bravo che sei. Guarda quanto li odio quelli che neutralizzano, madonna. Vabbè, facciamo perdere. Tu un cazzo non fa. Neanche non attacco perché sono sicuro che ha qualche cosa più uno, più due, non aspetto. Mi tengo i goblin che se mi arriva una guida goblin. C'è anche una granata goblin. Ho vinto, o comunque anche un fulmine, qualcosa. Questo pesca una carta, molto bene. Vabbè, sono ancora a 20, quindi posso anche permettermi di prendere l'attacco senza difendermi, però chiaro che lui non è che possa tanto permettersi di attaccare perché non è certo messo bene. Dai, dammi un fulmine. Shock. Forse possiamo farlo. Ah, però può neutralizzare. Può neutralizzare. Madonna, ma perché esiste il blu su Magic? Ok, se li prende. Se li prende. No, non attacco. E ci cazziamo giù questa però. Ok, questa mi serve. Cosa faccio? La rischio o non la rischio? Bella domanda. Lui sta pensando, vuol dire che comunque lui ce li ha neutralizza. Neutralizzami questa. Zero costa. Ma che cazzo di carta è? Me coglioni. Ascolta, la rischiamo. Faccio la rischiata. Sacrifichiamo questa. Ti prego, fa che non hai più. Yes! E si va a vincere. Buono raga, allora oggi abbiamo visto il mazzo, diciamo, sparo rosso, goblin più il diavolo porco.
il diavolo irritante e niente, Fio. Insomma, se avete visto questo video posso portare altre cose, magari con altri mazzi, sempre in formato modern per il momento. Ripeto, mi scuso se non sono preciso con le carte o con l'inglese, però insomma faccio il possibile. Piano piano cercherò di spiegare bene magari il gioco e i miei mazzi e le carte degli avversari. Diciamo, certe carte me le ricordo, altre in inglese sono anche semplici da capire, quelle un po' più complesse, soprattutto del colore blu, magari le traduco in un comediano un po' curioso. Raga, un saluto dal comedione veneziano, ciao!